Buongiorno e benvenuti nella mia cucina. Oggi voglio proporvi una ricetta con un ingrediente davvero prezioso per chi vuole avere una dieta equilibrata, la bieta. La bieta, detta anche bietola, fa parte della famiglia delle barbabietole. Ha delle grandi foglie dal colore verde brillante e i gambi bianchi o colorati. Nasce spontanea o può essere coltivata. Fa bene al nostro organismo, ha infatti un basso apporto calorico ed è ricca di fibre, di vitamine e sali minerali. Oggi realizzeremo un primo piatto, una pasta con le biete su una crema di cannellini. Ecco gli ingredienti. 250 g di biete, che potete sostituire in alternativa con gli spinaci, 140 g di mezze maniche, 100 g di fagioli cannellini cotti, acqua di cottura dei fagioli, uno spicchio d'aglio, sale, curcuma, peperoncino, olio. Tagliamo le biete, precedentemente pulite e ben lavate, in piccoli pezzi. E li lessiamo in acqua bollente salata per 5 minuti. Mentre la nostra verdura cuoce, in una padella mettiamo l'aglio, l'olio e il peperoncino. Lasciamo insaporire per 1 minuto. Scoliamo la verdura e la saltiamo in padella fino all'assorbimento dell'acqua che ha rilasciato. E aggiustiamo di sale. Nella stessa acqua di cottura delle biete cuciniamo la pasta. Per i tempi vi regolate in base alla tipologia di pasta che utilizzerete. Mentre la pasta cuoce, realizziamo la crema di cannellini. Quindi con un frullatore ad immersione li frulliamo, aggiungendo un po' della loro acqua di cottura e la curcuma. Scoliamo la pasta e la lasciamo insaporire in padella con la verdura per qualche minuto. Impiattiamo mettendo alla base la crema di cannellini. E adagiamo sopra le mezze maniche. Io, per dare una nota di colore, ho aggiunto dei pomodori secchi. Ed eccolo, un piatto semplice con pochissimi ingredienti, ma molto gustoso.